Amici sportivi amanti del Futsal, buonasera da Andrea Martucci. La Camedosson Calcio a 5 torna a giocare tra le mura amiche del Paladosson. La sfidante questa volta è il Todis Lido di Ostia Futsal. I bianco-blu vogliono confermare quanto dimostrato nell'ultima vittoria esterna contro il Real San Giuseppe, che è arrivata con pieno merito dopo un periodo avaro di soddisfazioni. I laziali sinora hanno raccolto decisamente meno rispetto a quanto meritato sul campo. Inoltre, dopo la pesante sconfitta interna maturata nell'ultimo turno contro l'Acquespone, mister Angelini e i suoi ragazzi arrivano ad Ossona ben determinati a conquistare punti preziosi. I due quintetti che vedete tra poco schierati, per quanto riguarda la Todis, vedremo in porta Di Ponto, poi Poletto, Roscia, Motta e Gattarelli. Per quanto riguarda il resto della formazione abbiamo Cerrulli, Esposito, Francesco Barra, poi Jetson, Chilelli, Cutruppi, Scalabretti, Federico Barra e Gabriele Di Franco. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, in campo abbiamo, come potete forse vedere già dalle immagini, Juan Fran con Giappa, Tiago Grippi, Belsito e ovviamente il portiere Pietrangelo. Per quanto riguarda gli altri giocatori, ricordiamo nella distinta sono presenti anche Azzoni, Denner, Ugheriani, Giuliatto, Bertoni, Ronzani e Murillo. Questa è quindi, diciamo, la situazione per quanto riguarda le due squadre, ed ecco il via al match con il primo possesso di palla da parte della formazione di casa, però poi il pallone recuperato da Roscia e spedito sulla fondo, quindi prima possibilità di mettere il pallone in rete da parte della formazione ospite. Gli arbitri di questa gara sono Chiara Perona di Biela, Riccardo Davidi Bologna, e intanto ancora il tentativo da parte, il doppio tentativo da parte della Came, che è rientrata in possesso di palla, ha cercato subito di premere sull'acceleratore all'interno della metacampo avversaria. E poi per quanto riguarda il crono, Giacomo Voltarel di Treviso. Intanto attenzione, la possibilità da parte di Tiago Grippi di andare in maniera positiva verso la porta difesa dal numero 26 di Ponte, però poi il pallone finisce sul fondo. Botta e risposta continua da una parte e dall'altra, con capovolgimenti di fronte molto veloce, e intanto avete visto sulla destra Motta che ha provato ad andarsene via. Il pallone è finito nuovamente sul fondo, con le mani si accinge al rinvio Pietrangelo per Belsito, sulla sinistra il pallone che finisce fuori, e quindi la rimessa in gioco da parte del numero 14 Roscia, che torna nella corretta posizione per battere. Ci prova con il destro Poletto, l'intervento della difesa della Came che mette il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Ancora in proiezione d'attacco la formazione di casa, vediamo Giappa che riesce a toccare il pallone, mettendolo quindi nuovamente a disposizione della formazione avversaria, che quest'oggi è con magliette e pantaloncini bianchi. Ancora Roscia, circolazione di palla all'interno della propria metacampo, sul pallone c'è Motta, si fa vedere Poletto, ancora una serie di passaggi, il pressing alto della formazione di casa che costringe a questi passaggi gli uomini allenati da Angelini. Ecco il
pallone che è arrivato vicino alla nostra posizione, lo consegniamo noi direttamente a Tiago Grippi. Bel sito. Tiago Grippi, il numero 20, si è visto rubare il pallone da Motta, poi cerca di ripartire il numero 20 e guadagna il primo calcio di punizione dopo circa 1 minuto e mezzo, per l'esattezza 1 minuto e 34 secondi. Qui al Palla d'Ossona siamo reduci da un'incredibile partita, quella appunto tra i padroni di casa e l'Acqua e Sapone, con un risultato che entrerà nella storia del calcio a 5 nazionale, a livello ovviamente di massimo campionato. Prende la rincorsa lunghissima Tiago Grippi, sulla sinistra c'è Belsito, parte direttamente il destro, un rasoterra che forse è stato toccato, deviato da un giocatore della formazione ospite, e quindi si riprenderà con un angolo. Sul punto di battuta c'è il numero 12 Giappa, pallone alzato per Tiago Grippi, c'è stata la ribattuta da parte di Rocha, poi il pallone calciato altissimo e non sappiamo neanche dove sia andato a finire, dove è sparito completamente il pallone sopra il soffitto. Giappa cerca di portare avanti con questa iniziativa l'attacco della Came, però dall'altra parte c'è subito Pietrangelo, il pallone toccato troppo esternamente con il piede destro dal capitano Belsito e quindi concesso a Rocha. Rocha guarda le disposizioni dei compagni, l'anticipo da parte di Tiago Grippi, poi per Giappa, un sinistro che non era né un tiro né un assist per Murillo, per la corrente numero 21 della Came d'Ossona, il compagno di squadra di Giappa, ed il pallone finisce fuori con le mani. La ripresa del gioco di Di Ponto, lo stop di petto, cade a terra per una spinta di Belsito su Poletto. Calcio di punizione, 1-1 i falli commessi da una parte e dall'altra, con il calcio di punizione che sarà battuto da numero 11 Motta, il sinistro, il piatto sinistro, la deviazione in angolo, e quindi ci sarà il calcio d'angolo che sarà calciato dalla sinistra. Intanto un pallone è stato, diciamo, perso, non sappiamo dove sia andato a finire. Questo secondo ora viene raccolto dalla tribuna. Ha tentato il pallone filtrante, recuperato in questo secondo caso da Giappa, che se ne va via a largo a destra per Murillo. L'intervento risolutore della difesa del quintetto romano, e quindi altro angolo, questa volta dalla parte opposta, con Murillo. Cerca di farsi vedere Tiago all'indietro per Belsito, parte il tiro, ancora l'anticipo da parte di Poletti, con la rimessa in gioco di Tiago Grippi. L'1-2 con Giappa, Tiago Grippi cerca di saltare Poletto, un buon pertugio, ha cercato di istinto subito immediatamente di calciare di sinistro Giappa, ma la pronta risposta dell'estremo difensore della formazione laziale, ovvero del numero 26 Di Ponto. Ci riprova ancora una volta Poletto, con l'assistenza sulla sinistra, questa volta di Motta. Ha sbagliato tutto questa rimessa in gioco la formazione di Angelini, che chiedeva comunque la distanza dei giocatori della Came. Gli arbitri hanno fatto proseguire. Intanto c'è una serie di cambi, entra Gelson, Cutruppi,
e anche Chilelli, quindi 3 giocatori nuovi in campo per la compagine laziale. Tiago Grippi con la circolazione di palla da parte della Came, un pressing alto portato sui portatori di palla da parte della formazione del Todis Lido. Recuperato ora la sfera da Murillo, che cerca di trovare spazio sulla destra, gli chiudono la strada i giocatori della formazione ospite e poi con questo tiro calciato quasi da metà campo Tiago Grippi guadagna un nuovo angolo a 16 minuti e 21 secondi dall'intervallo, con il risultato ancora di 0-0. Un tentativo di tap-in sotto porta da parte di Giappa, che si dispera un pochettino per non essere riuscito ad impattare in maniera efficiente, anche perché anticipato. Ancora una volta con il corpo la protezione da parte della propria porta di Tiziano Chilelli. Altro angolo, pallone per Murillo, calciato male dal giocatore della formazione di Rocha, con la traiettoria che si alza abbondantemente sopra la traversa. Bel sito, recupera il pallone, poi Pietrangelo per il colpo di testa di Tiago Grippi, che però è arrivato quando il pallone aveva già oltrepassato la linea nera che delimita il campo. Chilelli lotta con Belsito, protegge il pallone, c'è la possibilità di gestirlo da parte di Cutruppi, all'indietro per Di Ponto, lungo il lancio, colpo di testa di Belsito per Giappa, ritorna il pallone per le mani dell'estremo difensore del Todis Lido di Ostia. Cutruppi, il passaggio di ritorno per Matteo Esposito, poi attenzione, proprio è arrivato il pallone sulla rincorsa proprio al giocatore numero 3 della Todis, che non è stato pronto ad appoggiare in rete. Azione pericolosa però dall'altra parte, ci prova Giappa, protezione ancora della porta e poi la parata su questo tiro calciato da Tiago Grippi da parte di Edoardo Di Ponto. Si chiude molto bene sul propria area di rigore, all'interno della propria area di rigore la Todis, quando viene attaccata, e lascia poche possibilità di tiro alla formazione di casa, che ancora una volta ha questa possibilità di sbloccare il risultato con Murillo, ma ancora una volta il pallone è calciato sopra la traversa da parte del numero 21 della formazione trevigiana. Intanto ci riprova con questa rimessa laterale Tiago Grippi, bel sito, Tiago Grippi, ancora Murillo, prova a girarsi Giappa, ma il pallone si allontana dai propri piedi, poi tutto sbagliato il tentativo di lancio con le mani di Ponto verso il compagno di squadra Cutruppi, il vice capitano. La rimessa laterale a questo punto di Juan Fran, che entra al posto di Tiago Grippi. Ha fatto la sua entrata in campo anche Ugherani e pure Bertoni, cambio diversi giocatori anche da parte di Silvio Roccia, il tecnico della formazione veneta. Bertoni chiama la distanza Bertoni, Juan Fran, Bertoni, ancora per lo spagnolo, serie di passaggi, attenzione perché il pallone è recuperato nella metà campo della Cam da parte dei giocatori in maglia bianca. Cutruppi di sinistro, ancora la gestione però errata su questo passaggio di Scalabretti.
sulla sinistra per Esposito. Juanfran, Ugherani, Bertoni, Azzoni. Azzoni cerca di saltare l'avversario sul filo del fallo laterale. Giacomo Azzoni però non riesce nel suo intento e quindi cede la sfera agli avversari. L'aggancio non riuscito di Rocha, rientrato nel frattempo in campo. Ecco, rientrano in campo anche Motta e Poletto. Quindi Rocha, Poletto, Motta e Scalabretti, i 4 giocatori di movimento della formazione ospite in campo in questo istante. Il richiamo da parte di Gianfranco Angelini, che non è contento per quello che ha visto qualche istante fa. Ugherani ha chiamato il pressing, evidentemente l'allenatore, questo lungo rilancio che finisce però tra le mani di Ponto, poi cerca di uscire dal settore di sinistra, rimessa laterale, un po' le proteste di Rocha, lo allontana l'arbitro nei pressi. Azzoni prova il suo sinistro, trova i piedi di Rocha e quindi rimessa laterale con l'indicazione di Chiara Perona, una dei 2 arbitri. Parte il tiro, ha cercato di trovare l'angolino basso alla destra di Ponto. Questa traiettoria di Bertoni, del numero 15 della Came, che ora dà indicazione al proprio compagno, ad Azzoni. Prova subito il tiro, il pallone si alza, calciato ancora una volta sul soffitto, si riprenderà quindi con una rimessa laterale a 13 minuti e 12 secondi dal termine del primo tempo, con il risultato sullo 0-0. Parte il cross a cercare sul secondo palo Azzoni, ma la chiusura della difesa di Ostia, del Lido di Ostia. Ugherani, Juanfran, su di lui c'è Motta e costringe quindi il giocatore ex Barcellona ad allungare troppo il pallone. Si riprende con questo tentativo della formazione ospite. Motta in possesso di palla, raggiunge ottimamente il pallone Poletto, poi il tentativo da fuori un po' masticato di Rocha, con la rimessa in gioco a favore di Pietrangelo, con le mani per Ugherani. Ottimo l'aggancio, protezione di palla del giocatore che è nel giro della nazionale. Attenzione, Motta, parte il tiro e la chiusura ottima di un altro giocatore della nazionale, ovvero di Pietrangelo. È stato pronto a non farsi, diciamo, superare dal pallone. E comunque altra ottima azione, dobbiamo dire, di questo Todis Lido di Ostia, che sta mettendo con queste ripartenze in difficoltà la formazione di casa. Juanfran, parte il tiro, molti tentativi di tiro da fuori da parte della formazione della Came, proprio perché, come vi ho detto precedentemente, si chiude bene la formazione romana all'interno della propria area di rigore, quando la Came cerca di avvicinarsi verso la porta avversaria e quindi costringe la Came a questi tiri. Vediamo Ugherani, c'è la rimessa laterale a favore della formazione della Came, anche se Rocha aveva cercato, insomma, di insistere che doveva essere sua. Motta, ancora pallone intercettato e messo fuori dal campo a 11 minuti e 50 secondi dal riposo, ancora con il risultato di 0-0. Attenzione, è entrato Denner, parte il sinistro sul primo pallone a disposizione di Denner, si è reso subito pericoloso. Intanto l'arbitro voleva un po' parlare con i 2 giocatori.
Altra serie di sostituzioni, entra con il numero 21 Federico Barra. Il pallone proprio su di lui, che non è stato gestito al meglio con il piede destro da parte del numero 21, che non è riuscito a arpionare il pallone. Denner, lo scarico là indietro per Bertoni, ancora il passaggio per la protezione di questo pallone. Azzoni è dovuto arretrare di molto sul suo raggio di azione per recuperare questa sfera. Azzoni poi sbagliato completamente il servizio con Denner che si stava accentrando mentre il pallone era largo sulla destra rispetto al fronte d'attacco della formazione della Kame. Cutruppi, rilancio lungo del portiere, poi Bertoni anticipa anche l'uscita di Pietrangelo, pallone per Azzoni, parte in velocità, cerca di sfruttare Barra l'appoggio verso il numero 8 Jenson, ma non è riuscito. Un paio di sbagli sino ad ora del capitano Federico Barra. Attenzione, se ne va via Denner, è costretto all'uscita al limite dell'area di rigore Di Ponto, Edoardo Di Ponto, che poi si fa male su questo tentativo del numero 7 Mikowski Lucas Matteus Denner, questo è il nome per esteso, classe 1996, compie gli anni il 10 di ottobre. Parte Tiago Grippi, solito tentativo da fuori da parte del numero 20, e come è successo spesso in questo primo quarto quasi di partita, pallone deviato. Bertoni ancora, vediamo, ci prova e questa volta trova il palo clamoroso da parte di Tiago Grippi, che si dispera per quanto appena accaduto. Questa volta Tiago Grippi aveva trovato in maniera eccellente il modo per calciare il pallone piegandosi un po' in avanti, e questa volta a salvare la porta di Edoardo Di Ponto ci ha pensato il palo alla sua sinistra. Bertoni si allunga troppo il pallone, il numero 15, e quindi sfera che viene rimessa in gioco dal capitano. Rilancio lungo, colpo di testa di Belsito, che avrebbe potuto fare meglio. Belsito dal punto di vista dell'altezza ha trovato un avversario sicuramente non inferiore. Intanto Tiago Grippi, l'esterno destro per la corrente Belsito, il capitano però non era riuscito a velocizzare la sua azione. Rientra in campo Giappa assieme a Murillo, quindi per la Kame abbiamo Belsito, Giappa, Murillo e Tiago Grippi. In questo istante questi sono i 4 giocatori di movimento della Kame, assieme ovviamente al portiere Lorenzo Pietrangelo. Attenzione, libero sulla destra c'è il giocatore del Todis, tutto solo Cutrippi, ma è stato bravissimo Pietrangelo a mettere il pallone in angolo. Occasionissima, avevamo visto proprio un giocatore solissimo sulla destra, ma è stato bravissimo Pietrangelo a chiudergli lo specchio della porta e a mettere il pallone fuori. Scampato pericolo per la difesa di Silvio Roscia. Attenzione, altro tentativo, questa volta ci prova in maniera sicuramente molto più efficace il capitano Federico Barra, che trova all'esterno della porta, anche una deviazione sul secondo palo, ancora una volta libero. Abbiamo visto il numero 10 Cutrippi, vediamo se viene servito. Non viene seguito molto il giocatore dalla difesa della Kame. Non è la prima volta che Christopher Diam Cutrippi, il vice capitano, classe 93,
si trova con la possibilità di agire in maniera solitaria dalle parti di Pietrangelo. Fase sicuramente interessante della partita, con le due squadre che non sono ancora riuscite a trovare il gol, ma ci sono andate veramente molto vicine. Mette ottimamente il pallone a terra Cutrippi, poi il rilancio con l'uscita di Pietrangelo su Barra, e poi Cutrippi non riesce Cutrippi a mettere il pallone in maniera efficace. Giappa, la chiusura sul pivot della Came, entra Gattarelli, entra Roscia al posto di Esposito, è pronto Letto anche a rientrare in campo. Murillo, il solito tentativo. Comunque una fase davvero positiva di Cutrippi, che ora ritorna in panchina con Motta in attacco. La chiusura da parte della formazione del Lido di Ostia. Si prova a riprendere il gioco, ecco qui Tiago Grippi, e questa volta c'è la risposta di Edoardo Di Ponto, in precedenza aiutato dal palo, questa volta sul primo palo a intercettare il pallone sull'angolo basso il portiere, e poi nuovo angolo a favore della formazione di casa, con Motta che è intervenuto sulla traiettoria e ha messo il pallone fuori a 8 minuti e 50. Nuovamente, e questa volta arriva il gol! Arriva il gol di Tiago Grippi al terzo tentativo efficace. Tiago Grippi trova il gol del vantaggio e quindi si sblocca il risultato. Avevamo detto che insomma la Cam stava insistendo davvero moltissimo con questi tiri da fuori, e intanto arriva il pareggio immediato da parte della formazione ospite con Poletto. Un 1-1 in pochissimi secondi, un botta e risposta tra le due formazioni, con l'esultanza verso la panchina, propria panchina, da parte di Poletto, che è stato lesto a mettere il pallone dell'1-1 veramente dopo pochissimi secondi del scorrere del cronometro, e quindi si ritorna sul risultato di 1-1. Sembrava che potesse mettersi un po' in discesa la partita della Camedossona, che era riuscita a sbloccare il risultato con Tiago Grippi, e invece è arrivato l'immediato pareggio della formazione laziale, 1-1. Intanto con la presa alta fa sua la sfera Edoardo Di Ponto. Il bel gioco da parte di Motta, che è riuscito a superare gli avversari, però dinanzi a sé non c'era nessun compagno pronto a raccogliere il pallone. L'anticipo però che arriva tra i piedi di Murillo. Giappa, Tiago Grippi un po' sconsolato per aver visto subito, tra virgolette, annullato il vantaggio della Came da lui realizzato. E proprio i due giocatori che hanno realizzato le due reti sono entrati in contatto fisico. Giappa, e c'è, attenzione, l'ammonizione per Tiago e Grippi. Si erano presi in precedenza già un po' i due giocatori, e c'è l'ammonizione per Tiago Grippi. 7 minuti e 42 secondi, 3 i falli commessi dalla formazione locali. Il cartellino giallo estratto dal signor Riccardo Davì di Bologna.
E intanto riprendere il gioco Motta per ancora Rocha, riprende il pallone la Kame, Murillo sul metacampo, Giappa, due avversari su di lui, bel sito, Murillo con il puntone prova a calciare verso la porta, Rocha, due giocatori su di lui, Murillo libero, strappa il pallone, poi c'è un fallo commesso ai danni di Murillo da parte di Rocha e l'arbitro fischia subito il calcio di punizione. Intanto c'è stata la richiesta di time out, appena il pallone sarà a favore, diciamo, del Lido di Ostia, il crono dirà che c'è questo time out. Siamo a 7 minuti e 10 dal termine del primo tempo. Ricordiamo ancora il risultato di 1-1, davvero un botta e risposta tra le due squadre nel giro di pochissimi secondi. Murillo però dovrebbe essere a calciare Tiago Grippi, parte il tiro, poi di nuovo sulla ribattuta Giappa alza il pallone e arriva il time out, il primo time out di questa partita, una partita appunto molto interessante, davvero molto interessante. Ricordiamo che in questa giornata, la nona giornata di campionato, del massimo campionato del futsal italiano, oggi alle 16 si è giocata la partita tra il signor Prestito CMB Matera, che ha perso in casa 4-5 contro la Feldi Eboli, che quindi sale momentaneamente al secondo posto con 16 punti, mentre la formazione di Matera rimane a 9 punti. Si sta giocando qui a Dossona, tra Came Dossona e Todis e Lido di Ostia, e poi dalle ore 20 ci sono le altre partite. Ovviamente Meta Catania, Brico City e Ital Service Pesaro è stata rinviata, riprende il gioco con la rimessa dal fondo da parte della formazione ospite. Ricordiamo quindi Tiago Grippi al 12° minuto, attenzione perché c'è un'azione pericolosa a favore della squadra romana, che è entrata con un certo piglio dopo questo time out. Di solito succede spesso che così, che dopo un time out chi è in possesso di palla cerchi di premere subito sull'acceleratore. Giappa, attenzione, Rocha gli chiude lo specchio della porta, poi c'è l'intervento sul piede di Giappa su Rocha e quindi guadagna tra virgolette un cartellino giallo Giappa e anche il quarto fallo. 4 i falli, Murillo esce, entra Ugherani. Che quando si tratta di difendere è sicuramente un ottimo giocatore, spesso e volentieri viene messo in campo anche a protezione difensiva nel momento in cui la squadra avversaria decide di usare giocatore portiere di movimento. Tiro centrale sul quale non ha problemi Pietrangelo, è Giappa che sfiora il pallone di testa, la deviazione di Ponto, e ancora Murillo di sinistro, un tiro un po' telefonato come si usa dire, questa volta senza problemi per Edoardo Di Ponto. Rimessa laterale a favore di Motta per Poletto. Esposito gli ruba il pallone Giappa, poi il sinistro
la respinta con le due mani da parte di Ponto e poi il controllo in uscita di Pietrangelo dall'altra parte. Denner, bel sito, il rimpallo lo favorisce Murillo. Denner e commette fallo Poletto, che lo vediamo un po' nervoso, già si era preso prima con Thiago Grippi, che poi un po' troppo caldo, diciamo così, si è beccato anche il cartellino giallo. A 5 minuti e 52 secondi, risultato di 1-1, partita assolutamente aperta, apertissima. Bel sito, parte il tiro sulla barriera formata da Fabio José Poletto. Azzoni si libera del pallone cedendolo a Murillo, poi ancora sulla destra per Denner. Denner cerca spazio con la gestione del pallone da parte del giocatore del campo, addirittura 3 uomini su di lui, poi non ci pensa su 2 volte. Avrebbe forse voluto una deviazione da parte dei giocatori della compagine del Lido di Ostia, ma Murillo ottiene semplicemente una rimessa laterale proprio per la formazione avversaria. Azzoni, il pressing di Azzoni, poi la chiusura fallosa di Denner e si tratta del quinto fallo. Nel giro di pochi minuti la Came ha concesso 3 falli e quindi il crono, il signor Giacomo Voltarel, espone il triangolo rosso dei 5 falli. Chiaramente la Came deve fare attenzione a non concedere eventuali tiri liberi alla formazione avversaria. La formazione avversaria che di falli ne ha commessi 3. Azzoni, bel sito, rallenta un po' il gioco, cerca di ragionare, vuole la pressione, lo sentite anche in sottofondo Angelini, però pressione che non arriva e quindi la Came riesce ad entrare maggiormente nella metacampo avversaria. C'è la rimessa laterale assegnata e nel frattempo c'è il time out. Vedremo cosa deciderà nella sua panchina Silvio Roscia, mentre la telecamera inquadra nel frattempo invece, diciamo, l'angolo della formazione di Gianfranco Angelini, le indicazioni da parte del tecnico della Todis Lido di Ostia Futsal. Un bel primo tempo, dicevamo che era stato sbloccato nel risultato al 12° minuto da Thiago Grippi e 30 secondi dopo Fabio Poletto ha ritrovato il risultato di parità. 2 i cartellini gialli al 13° minuto nei riguardi di Thiago Grippi e al 14° minuto per Arlan Pablo Vieira, detto appunto Giappa. A 4 minuti e 46 secondi vediamo che sono rientrate in campo le 2 formazioni con Azzoni, Bertoni, Juanfran e Denner. Per quanto riguarda la Came, Denner non riesce a controllare bene il pallone. Motta davanti, c'è Federico Barra, poi con Matteo Esposito che dà il pallone all'indietro per Jason Esposito, pallone troppo lungo, si scusa
Intanto vediamo che c'è Bertoni che lotta su questo pallone, rimane a terra Azzoni, attenzione perché si mette le mani in faccia, deve essere stato un intervento importante. Vediamo che c'è Pietrangelo che avrebbe voluto evidentemente un cartellino giallo estratto, non è stato fischiato neppure il fallo. Intervento giudicato regolare da parte dell'arbitro. Juanfran messo fuori la palla sull'intervento di Jetson nei riguardi di Denner. Parte il tiro di Bertoni, Juanfran, Azzoni all'indietro per Pietrangelo, costretto al rinvio lungo e viene messo a terra Denner. Secondo lui evidentemente è stata la non corretta posizione di Jenson, mentre per l'arbitro è tutto regolare e quindi si riprenderà con una rimessa laterale. Il pallone che viene messo fuori dal rettangolo di gioco a 3 minuti e 53 secondi. Con il pallone che viene riconsegnato dal pubblico che c'è in tribuna. Chiaramente non c'è, come sapete benissimo, l'apertura al pubblico in generale. Purtroppo le strutture sportive qui in... Attenzione! Clamorosa concessione regalo data dalla formazione di casa alla numero 9 Tiziano Chilelli, che ha sparato verso la porta avversaria non trovando lo specchio, e quindi il vantaggio mani in faccia da parte del numero 9 Tiziano Chilelli, che quasi incredulo si è trovato con un pallone d'oro tra i piedi e lo ha clamorosamente sciupato, e c'è il fallo. Evidentemente stava ancora pensando Chilelli a quello che aveva appena combinato e è andato a commettere anche fallo, quindi giustamente, diciamo, Gianfranco Angelini lo ha riportato in panchina a riflettere su quello che ha combinato. Pallone calciato alto, tocca il soffitto e quindi rimessa laterale a 3 minuti e 14, risultato dal riposo, risultato di 1-1, 5 i falli commessi dalla Came, 4 da quelli ospiti. Juanfran colpisce di interno destro il pallone, ha cercato di farlo girare ma la traiettoria è andata sopra la traversa, va a raccogliere il pallone di Ponto. Dall'altra parte si lotta su questo rinvio da parte opposta. Bertoni, pressing di Poletto, il brasiliano. Bertoni, attenzione Esposito, e c'è il cartellino giallo per Bertoni. Ci ha pensato su un po' l'arbitro e poi ha ritenuto falloso l'intervento del giocatore. È stato Bertoni ad essere ammonito, è stato Bertoni ad essere stato ammonito. È stato Bertoni, se no altrimenti sarebbe stata l'espulsione per Grippi ovviamente, ma l'ammonito è stato Bertoni. Signori, a posto!
C'è stato evidentemente, pensavano che fosse stato ammonito un'altra volta Tiago Grippi, ma si era visto che la munizione era per Bertoni. Si era alzata la panchina in maniera veemente perché avrebbe voluto appunto la doppia ammonizione, che ovviamente non c'era, perché secondo l'arbitro, che ci ha pensato anche un po' su quello che doveva essere l'intervento. E comunque, per quanto riguarda la Todis Lido di Ostia Futsal, ha la possibilità di questo tiro libero, visto che stiamo parlando del sesto fallo da parte della formazione di casa. Aveva avuto la possibilità di trovarsi a tu per tu con il portiere Esposito, poi è stato azzoppato da questo intervento difensivo. Esce Bertoni un po' scosso per quello che è successo, entra Belsito, entra Ugherani al posto di Tiago Grippi. Sul punto di battuta il numero 11 Motta. Pietrangelo è espertissimo a battere queste punizioni, ma la rete arriva. Pietrangelo superato a 2,46 da questo gol di Rodriguez Gabriel Motta. Il brasiliano porta in vantaggio la formazione romana e quindi siamo sul risultato di 2-1. Ha pesato molto questo intervento difensivo sbagliato. Attenzione, perché c'è la possibilità nuovamente di colpire, questa volta con l'anticipo di Belsito da parte di Gattarelli, un po' stordito per quello che è appena successo in campo. La Came che ora si trova a dover rincorrere, diciamo che i troppi falli, il troppo nervosismo in campo da parte della Came, che ha accumulato diversi falli, ha permesso alla compagine ospite di portarsi in vantaggio con il tiro libero. Intanto c'è la chiusura di Gattarelli, l'esultanza della panchina. Rientra Esposito, un po' di confusione nella panchina romana. E c'è intanto il portiere di movimento Tiago Grippi, e sappiamo, abbiamo visto nella scorsa partita in casa quanto sia efficace il giocatore di movimento tra le fila della formazione della Came. A 1,45 Tiago Grippi con la maglia verde, è lui che farà il portiere di movimento. A 1 minuto e 30 sul risultato di 2-1 per gli ospiti. C'è un problema intanto al polpaccio della gamba sinistra per Poletto. Partita ancora una volta molto interessante qui alla Palla d'Ossono, come era già successo precedentemente nella diciamo ormai penultima partita casalinga contro l'Acqua e Sapone. Partite di certo non banali, quindi grazie a Motta al 17° minuto e 24 secondi ora il risultato è di 2-1, ha capovolto il risultato quindi la formazione ospite. Dall'altra parte il tiro al volo provato da Ugherani, che era tutto solo diciamo sulla parte destra della fronte d'attacco della Came. Intanto è rientrato in porta Pietrangelo. Come stavamo dicendo nel momento del tiro di Motta, Pietrangelo di solito sui tiri liberi è davvero molto performante, spesso e volentieri li para. Questa volta invece è stato bravo il numero 11 del Lido di Ostia a perforare la rete della formazione di casa
che a circa 60 secondi dal termine della prima frazione di gioco cerca di imbastire questa nuova azione d'attacco con la possibilità di avere come Thiago Grippi portiere di movimento. Sbagliato questo passaggio da parte di Thiago Grippi, rientra in campo Pietrangelo, poi il tiro non troppo alto, non da parte di Cutruppi, che è rientrato in campo mentre si sta giocando questa parte finale della partita. Bel sito prova ad andarsene via sulla destra, attenzione Pietrangelo, parte il tiro, la chiusura da parte di Cutruppi, si è fatto male e quindi il giocatore della Came ha messo il pallone fuori, si è fatto male Cutruppi. A 17 secondi dal termine del primo tempo si sarebbero trovati addirittura con un 3 contro 5, almeno dal punto di vista dei giocatori di movimento. Cioè è arrivato l'ok, il ringraziamento anche da parte dell'allenatore della Todis Lido di Ostia, Gianfranco Angelini, nei riguardi di Silvio Roscia. I due ovviamente allenatori si sono intesi quando il pallone è uscito. Problemi sulla gamba destra da parte di Cutruppi, intanto in sottofondo le urla di Roscia, che sta cercando di spiegare cosa vuole vedere in campo dai suoi giocatori. Ci sarà la rimessa in gioco ovviamente da parte, viene ridata in realtà Thiago Grippi. Murillo, mancano 9 secondi, deve provare il tiro immediato, ma credo che non ci sarà questa possibilità di tirare in porta da parte della Came. Dall'altra parte l'intervento di Denner con questa ciabattata, ma nel frattempo arriva anche il segnale di chiusura del primo tempo. Un primo tempo davvero molto interessante qui alla Pala Dosson, con due squadre che hanno cercato di superarsi secondo le proprie caratteristiche. Ricordiamo brevemente l'andamento delle reti, il primo vantaggio da parte della Came, l'1-0 al 12° minuto, l'1-1 di Fabio Poletto a 12 minuti e 30 secondi, e poi su tiro libero segnato da Motta dopo 17 minuti e 24 secondi è arrivato l'attuale vantaggio della formazione romana con il risultato di 2-1. Si conclude qui intanto questa prima parte della nostra telecronaca. A risentirci ad inizio ripresa.
Torniamo nuovamente in cronaca su questa partita tra la formazione della Cammedossona Calcio a 5 e il Todis Lido di Ostia Futsal. Al termine dei primi 20 minuti di gioco il risultato vede la formazione ospite in vantaggio per 2-1. La prima rete era stata realizzata dalla Came, poi il pareggio di Poletto al primo gol realizzato da Grippi e poi Motta sul tiro libero segnato a 2 minuti e mezzo circa dal termine del primo tempo, ed è l'autore del gol del pareggio Poletto sul punto di battuta. Per quanto riguarda la Came, ricordiamo 2 gli ammoniti in campo ora: Pietrangelo, Belsito, Murillo, Giappa e Tiago Grippi. Il quintetto base usuale, quello che di solito all'inizio partita mette in campo Silvio Roscia. Lungo il rilancio con il pallone recuperato da Pietrangelo, Murillo, poi Poletto cerca di tenerlo in campo. Murillo con passaggio scusate per Belsito. Murillo, pallone, ha provato a metterlo in mezzo ma c'erano 2 avversari pronti a chiudergli l'iniziativa, e dall'altra parte un sinistro ciabattato di Motta che mette il pallone sul fondo, chiama la disposizione in campo dei propri compagni il portiere Murillo, poi c'è Tiago Grippi, l'intervento, la uscita con le mani, e poi secondo l'arbitro è uscito totalmente, e quindi c'è la rimessa, c'è il calcio di punizione al limite dell'area di rigore con il cartellino giallo per Pietrangelo, e quindi altra buona occasione per la formazione di Gianfranco Angelini. Pronto per prendere la rincorsa, vediamo che c'è Roscia sul punto di battuta, invece Motta, e intanto il gol con questo passaggio filtrante per Poletto, che trova il bis in questa partita, ma soprattutto trova il 3-1 per la formazione ospite, che esulta per questo doppio vantaggio trovato dopo appena 50 secondi da inizio della ripresa. Entrata in campo un po' addormentata la formazione di casa, la Cammedossona, e ne ha approfittato su questa possibilità. Attenzione, Giappa, e accorcia subito le distanze, incredibile, come era successo nel primo tempo, una botta e risposta quella volta tra Tiago Grippi e Poletto. Questa volta al gol di Poletto ha risposto Giappa nel giro davvero di pochissimi secondi anche in questa occasione, e ora siamo sul risultato di 3-2 per gli ospiti. Giappa che ha realizzato il gol del 2-3. Tiago Grippi, Murillo, pallone alto, troppo lungo per Giappa, che fa comunque un segno di ok per questa soluzione cercata dal compagno. Pallone alto, Giappa, vediamo se prova un'altra volta, e il gol, la doppietta di Giappa, e si trova ora il risultato sulla 3-3. Ancora Giappa per portare il risultato in parità dopo appena 1 minuto e 40 secondi. In questa seconda parte del match abbiamo visto ben 3 gol. Vedremo se sarà un ripetersi di quello che abbiamo visto con l'acqua e sapone. Giappa, terzo tentativo in questo inizio di ripresa, questa volta il pallone da parte del numero 12 finisce sul fondo.
si stava dal punto di vista tattico mettendo veramente male la partita per la Kame, con questo doppio vantaggio della Todis a inizio ripresa. Intanto la risposta sul tiro di Gattarelli, se non andiamo errati, da parte di Pietrangelo, Lorenzo Pietrangelo, che prima aveva combinato un mezzo guaio portandosi fuori il pallone con le mani della propria area di rigore e prendendosi anche l'ammonizione. Sono già diversi i giocatori ammoniti in questa partita, per quanto riguarda soprattutto, anzi esclusivamente, la Kame: Grippi, Giappa, Bertoni e Pietrangelo. 4 ammoniti e si becca il cartellino giallo per simulazione Poletto. Per simulazione. E intanto Poletto fa segno alla signora Chiara Perona, che dopo vorrà vedere il replay. E intanto il siluro provato questa volta dalla sinistra di Giappa. E stavamo elencando i cartellini gialli per la Kame, e mentre lo stavamo facendo Poletto si è preso per simulazione il cartellino giallo. Partita apertissima, ancora l'uscita di Pietrangelo, pallone per Giappa che è troppo alto, la sfera finisce tra le mani di Edoardo Di Ponto. Centralmente prova il sinistro, ancora sulla deviazione Poletto ha scaldato le mani di Pietrangelo, e sulla deviazione è arrivato Motta che ha sparato alto. Certamente grosse difficoltà difensive sia da una parte che dall'altra a trovare le misure in questa partita. Poletto non ne riesce a gestire il pallone. Tiago Grippi, bel sito, Tiago Grippi, pallone per Rocha. Rocha, su di lui c'è Murillo, si accentra, poi il colpo di tacco con l'ultimo intervento di un tocco di un giocatore della Kame, e quindi è Motta che dà all'indietro per Gattarelli. Lungo il lancio, impossibile questa soluzione da parte di Motta. Murillo, lungo il lancio, la chiusura con le mani in uscita di Ponto, poi l'intervento dall'altra parte di Belsito per Murillo. Giappa cerca di mettere un po' di ordine, pallone per Giappa che nel frattempo aveva bloccato la sua sgroppata sulla traiettoria. Belsito cerca di girarsi e intanto c'è il fallo commesso da Poletto. Deve fare molta attenzione il giocatore con la maglia numero 89, perché è già stato ammonito. Entra quindi Chilelli, Tiziano Chilelli. C'è Tiago che sta ascoltando le indicazioni che gli arrivano dalla panchina, nella fattispecie dal suo allenatore. Giappa, parte il tiro con la chiusura, con l'anticipo, con le gambe da parte di Edoardo Di Ponto. Poi c'è stata l'ultima deviazione evidentemente da parte di Giappa, se non andiamo errati nella fattispecie, nell'azione che abbiamo visto. Pallone che arriva per Cotrupi, che verso la fine del primo tempo aveva avuto qualche problema fisico. Murillo, Tiago Grippi, Cotrupi,
riesce ad intercettare il pallone e toglierlo dalla disponibilità di Murillo. Murillo parte il sinistro in due tempi. Edoardo Di Ponto fa su il pallone, con le mani lo cede a Chilelli, cerca di girarsi il pivot. Esposito per Jetson, poi si spegne nel fallo laterale questa azione della Todis Lido di Ostia. Entra nel frattempo Bertoni. Ci sarebbe libero sulla destra Ugherani, non viene visto dai propri compagni. Jetson porta all'indietro il pallone, lo serve a Di Ponto con l'esterno destro. Il rilancio lunghissimo dove non c'erano pronti i compagni di squadra. Bertoni porta avanti il pallone. Bertoni. Ugherani. Libero sulla destra c'è Denner, poi centralmente per Bertoni, Tiago Grippi e poi Ugherani libero sulla destra. Ha colpito non in maniera efficace il pallone spedendolo sul fondo. E quindi a 14 minuti e 22 dal termine della partita il risultato è di parità. Jetson, attenzione, prova a mettere il pallone, forse c'è un fallo di mano. C'è un fallo di mano secondo l'arbitro, cartellino giallo, espulsione. Cartellino giallo, espulsione. Secondo l'arbitro c'è stato un tocco di mano da parte di Bertoni, ci sarà quindi il calcio di rigore. Allora chiedono il confronto tra i due arbitri. Secondo quanto abbiamo sentito, riportiamo ovviamente quello che abbiamo sentito, secondo Riccardo Davì l'arbitro non era rigore, non era fallo di mano. Per Chiara Perona però ha deciso che era rigore, cartellino giallo e espulsione per Bertoni. Avevamo visto che appunto in questa partita c'erano molti cartellini gialli per i giocatori della Came, e è arrivata questa situazione in campo con questa decisione di Chiara Perona. C'è il rigore che sarà battuto dal numero 14 Roscia. Guardando la rincorsa dovrebbe essere il numero 14 Roscia. Pietrangelo è pronto sulla propria linea di porta, mancano 14 minuti e 12 secondi, parte il destro e la rete da parte di Roscia, e quindi siamo sul risultato di 4-3 a favore della formazione ospite, e con Giappa che sta ancora discutendo con l'arbitro, ovviamente andando subito a segno con questo calcio di rigore. Possono giocare con tutti e 5 i giocatori, riprendendo il gioco, e dovrà fare a meno di un giocatore importante come Roscia, almeno per quanto riguarda la rotazione che ha a disposizione di solito l'allenatore della Came. E quindi ora siamo sul 4-3 per gli ospiti a 13 minuti e 53 secondi, due falli commessi dalla Came e uno per quanto riguarda la formazione romana. Pallone che ora è gestito con questo attacco
da parte della formazione della Kame. Giappa cerca di girarsi, prova il destro, ancora prova il destro sul doppia ribattuta, un po' scoperta la difesa della Kame, però poi è bravo a chiudere questa iniziativa. Bel sito, tantissimi i cartellini gialli e rossi, anche rosso a questo punto nella partita, con la doppia ammonizione per Bertoni. Poletto, attenzione Esposito, il destro di Esposito che finisce sul fondo, quindi molte note di cronaca in questa ripresa, con prima la munizione di Pietrangelo dopo un minuto e il gol di Poletto che aveva portato il risultato sull'1-3, poi la doppietta di Giappa al secondo e dopo 2 minuti e 30 il risultato sul 3-3. Poletto cartellino giallo al terzo minuto, al sesto minuto la doppia ammonizione che è arrivata a Bertoni per un fallo di mano in area di rigore, e il calcio di rigore siglato quindi dalla formazione ospite, con il risultato a questo punto di 4-3. Prova ancora Giappa, pallone che si impenna all'indietro per Pietrangelo, che lo blocca però con i piedi, e poi l'uscita di Di Ponto che anticipa Giappa dall'altra parte, ci riprova Motta dopo aver calciato il rigore, ha provato nuovamente a provare la gioia del gol con questo risultato, anzi si trattava, perdono, di Rocha, ovviamente l'autore del gol su rigore. Ricordiamo che già nel primo tempo la formazione ospite era riuscita ad andare a riposo sul 2-1 grazie a un tiro libero, quindi dal punto di vista dei falli commessi dalla Kame e dei cartellini gialli sta pesando molto questa partita, quindi le note disciplinari stanno pesando molto su questa partita per quanto riguarda la formazione di casa. Ma comunque siamo a 12 minuti e 22 secondi dal termine di questa partita molto aperta. Ugherani, sbagliato il passaggio, poi il tentativo di Rocha, bel sito, ha provato a tenere in campo il pallone di testa il capitano della Kame, ma gli è sfuggito. Ora si va in cerca sotto la tribuna del pallone, che viene consegnato ai giocatori del quintetto ospite. Motta, pallone troppo lungo, troppo largo per Poletto, entra in campo Tiago Grippi. Ugherani, bel sito, c'è stata una deviazione comunque da parte di Poletto, pallone raccolto da Giappa. Tiago Grippi, Giappa, pallone sul cerchio centrale del campo, il tacco per Giappa, parte il tiro, trova la parte esterna del palo Giappa, gli applausi per questa iniziativa del numero 12. Ha lasciato il pallone in maniera incauta Di Ponto. Giappa guadagna una rimessa laterale e poi Ugherani non riesce ad impattare il pallone su questo traversone in area di rigore. Juanfran entra in campo al posto di Ugherani. Pietrangelo
Tiago Grippi trova il corpo di Poletto, bel sito. Tiago Grippi, Poletto, bel sito. La chiusura, però il pallone è recuperato nuovamente da Juan Fran porta avanti il pallone per Cero, Rocha, attenzione in chiusura. Ancora una volta Juan Fran su questo tentativo di Poletto, che era riuscito a spostarsi in maniera efficace sulla destra per provare il tiro, che gli è stato appunto ribattuto dal giocatore della Came, con Rocha, autore del calcio di rigore con il quale ha riportato in vantaggio la formazione ospite. Guadagnano nuova rimessa laterale la formazione di Gianfranco Angelini, con il pallone che arriva dal tavolo del crono sui piedi di Cutruppi. L'anticipo di Belsito, ancora Cutruppi per l'uscita di Pietrangelo, rimessa laterale, parte il conteggio dell'arbitro. Cutruppi, ancora il solito Poletto per Rocha, la chiusura sulla traiettoria di Juan Fran, poi Belsito, ci prova subito Belsito invece di appoggiare in mezzo. Serie di sostituzioni, entrano Jenson ed Esposito. Tiago Grippi cade a terra Giappa e guadagna il fallo, e quindi attenzione, c'è il calcio di rigore, e sembrano dirsi tra le due panchine che secondo loro c'è stato un errore in precedenza di valutazione da parte di Chiara Perona, e anche in questo caso, come si usa dire, e attenzione, c'è una espulsione di un componente della panchina. Esce un componente della panchina del Todis Lido di Ostia, e comunque c'è questo calcio di rigore a 9 minuti e 53 dal termine della partita. Sul punto di battuta c'è Giappa, parte il tiro e la rete, e siamo sul risultato ora di 4-4. Siamo sul risultato di 4-4, praticamente manca ancora un quarto di partita. Quindi questa è la situazione. Secondo appunto Chiara Perona c'è stato un fallo ai danni di Giappa, andando di schiena ha fatto cadere il giocatore, e appunto e quindi ha fischiato il rigore. Quello che è stato divertente vedere l'espressione dei visi della formazione della Came, dicendo che secondo loro non era neppure rigore né questo né l'altro, un po' per ciascuno hanno detto, e quindi il risultato si è riportato in parità 4-4. Noi ovviamente riportiamo quella che è la cronaca della partita anche attraverso quella che è la possibilità di ascoltare direttamente i protagonisti molto vicini alla nostra postazione. Poi ognuno chiaramente fa le proprie valutazioni sul campo anche attraverso le nostre immagini, che attraverso le ottime riprese e la regia di Italo Morao abbiamo come di consueto la possibilità di vedere le partite casalinghe della Came d'Ossonna.
Risultato di parità, tutto sommato, almeno per quello che si è visto in campo sino ad ora, appare giusto. Una partita, come vi dicevo, condizionata molto dalle scelte arbitrali, soprattutto con un utilizzo forsennato di cartellini gialli. Azzoni, pallone sul filo della rimessa laterale a favore, quindi a questo punto, dopo essere uscito, del numero 3 Esposito, che è pronto sul punto di battuta. Per quanto riguarda i falli, 3 sono stati fischiati ai locali, 2 alla formazione ospite. Federico Barra aveva messo in difficoltà su questa uscita dalla propria tre quarti della Kame, e quintetto romano che guadagna questa rimessa laterale, poi una serie di colpi di testa con Azzoni che è bravo ad uscire, a portarsi in avanti, cerca il pallone per Denner, poi scivolando calcia di sinistro. Esce Denner, rientra Giappa, autore quindi di una tripletta. Già molti i gol segnati in questo campionato dal capocannoniere della formazione della Kame, ma in assoluto sicuramente uno dei giocatori più prolifici di questo campionato. Con il pallone ora mantenuto in campo da Juan Frana, attenzione, stava per arrivarci Giappa, ma con la punta del piede Motta gli mette fuori il pallone. Esposito, ancora Esposito, prova ad andarsene via sulla sinistra, ma non controlla in maniera efficace la sfera. Thiago Grippi finalmente batte il pallone. Intanto ancora una volta non si sono trovati d'accordo tra gestione della partita dell'arbitro e della panchina della Kame sul conteggio dei 4 secondi, con Rocha che sostanzialmente ovviamente l'allenatore della Kame, che si era portato quasi nella metà campo avversario per capire cosa stesse accadendo su quelle che fossero state le scelte di Chiara Perona. Murillo, Thiago Grippi, pallonetto, aveva cercato con questo pallonetto di superare 2 avversari che gli stavano di fronte a lui, ha guadagnato comunque questa possibilità di rimanere in zona d'attacco la Kame a 7 minuti e 17 secondi dal termine. Azzoni, Murillo, Azzoni non riesce a superare Poletto, che è stato bravo ad intercettare il pallone. Vuole massima concentrazione anche dai propri compagni, il numero 89. Parte Azzoni, l'ottima risposta di Ponto, e dall'altra parte la presa sicura di Pietrangelo in velocità. Cicca il pallone Rocha, però sostanzialmente serve il pallone per Motta. Dall'altra parte Giappa, 2 uomini su di lui, Giappa supera l'avversario, perciò c'è un tocco con il petto di Poletto che mette il pallone in rimessa laterale a favore della Kame. Ugherani, Murillo, Ugherani cerca di colpire il pallone con il destro, ma il solito Poletto anche in fase difensiva veramente una ottima partita da parte del numero 89. Poi rimessa laterale regalata da Ugherani,
e se ne stanno dicendo diverse Ugherani e Poleto. Sicuramente interessante anche da vedere da vicino questa situazione. Parte il tiro di Motta con l'ottima risposta di Pietrangelo, che stava quasi per essere superato, poi ha avuto quel guizzo sufficiente per rimettere il pallone fuori dalla propria porta con questo angolo. Quando entriamo nelle fasi più importanti del match con il risultato di 4-4, ricordiamo che diversi giocatori della Came erano stati in ritiro con la nazionale, quindi ovviamente non erano riusciti a preparare così in casa bene questa partita. Questo non è una scusante, ma è semplicemente una spiegazione su come può essere che alcuni giocatori rientrando non stiano dando il meglio come di solito fanno. Intanto arriva il gol da parte di Gattarelli, che si è inserito in area di rigore, ha ricevuto il pallone e ha messo a segno il 5-4 a 6 minuti e 04. All'improvviso è arrivato il gol del nuovo vantaggio da parte della formazione ospite. Si è trovata così un po' trovata sguarnita la fase difensiva in area di rigore, e con Gattarelli la formazione di Gianfranco Angelini si è riportata in vantaggio. Doccia fredda nuovamente per la formazione di casa, che deve ancora rincorrere in questa partita. Dopo aver trovato l'1-0 iniziale di questo match, la formazione di casa ha dovuto sempre rincorrere. Intanto cerca di ripartire in velocità con Belsito, che poi tira altissimo. Non ci sono ancora proteste da parte della formazione della Came, e parte il tiro di Tiago Grippi, ribattuto ancora Tiago Grippi, il pallone messo in rimessa laterale. Attenzione, Murillo non riesce bene a gestire il pallone che finisce fuori. Denner in campo, si porta in avanti Poletto, eccolo qui, gli viene servito il pallone. Denner ricorre il pallone Murillo per Giappa. Denner si gira e forse vediamo se c'è stata una deviazione. C'è l'angolo a favore della Came a 5 minuti e 01 dal termine. E il gol! E il pareggio di Denner di sinistro! Il mancino vincente di Denner, che trova il risultato di parità 5-5. Non ce la fa più Giappa, chiede di poter essere sostituito. Rientra in campo Belsito, risultato di 5-5. Lo ribattiamo noi in campo. Esposito attende la consegna della sfera per rimettere il pallone in gioco. Pallone che viene ribattuto da Tiago Grippi. Motta
Denner mette il pallone fuori. Siamo a 4 minuti e 42 secondi. Vedremo chi ne avrà di più in questi ultimi minuti. Se una delle due squadre avrà la forza di trovare l'ulteriore gol o comunque di portare a casa l'intera posta in palio, oppure le due squadre si dovranno accontentare di un risultato di pareggio. Pallone, attenzione, calciato di piatto destro, però troppo alta la traiettoria di questa palla calciata da Murillo, che ha avuto un'ottima possibilità di calciare a rete con lo specchio della porta che era abbastanza sguarnito. Attenzione, pallone perso in malo modo da Lacame, ci mette una pezza Pietrangelo. Denner lungo per Belsito, il colpo di testa del capitano della Lacame. Motta, lo scarico all'indietro per Roscia, ancora per Cutruppi, chiede il time out immediato a questo punto di Silvio Roscia. A 3 minuti e 44 secondi ci vuole parlare con i propri giocatori nella finale di questa partita. Una partita molto intensa, non abbiamo visto sicuramente i 19 gol della precedente gara interna della Camme contro l'Acqua e Sapone, ma anche questo 5-5 ha offerto davvero molte note di cronaca, sia dal punto di vista di quella che possiamo dire una gestione di gara arbitrale con molti cartellini gialli, e poi sicuramente una grande forza di volontà da parte del Todis Lido di Ostia di venire qui in terra veneta per cercare di fare punti, di portare a casa addirittura l'intera posta in palio, e vedremo ora come finiranno le cose in questa partita, se qualcuno ci riuscirà oppure. Intanto ci sarà il portiere di movimento per quanto riguarda la Lacame, Ugherani, è lui a mettere il pallone in moto, ed ecco che tenta quindi il tutto per tutto la formazione di casa, vuole i 3 punti Silvio Roscia. Murillo ancora per Ugherani, avrebbe voluto un fallo per un blocco presunto la panchina del Lido di Ostia, l'arbitro ha fatto proseguire e rimane molto alta la difesa della formazione ospite, e quindi mette molta pressione sui portatori di palla, e quindi è uscito Giappa a fare sponda con Murillo. Tiago Grippi, attenzione a Denner, c'è stata la deviazione a favore della Lacame. Murillo, tanto scorre il tempo. Giappa, Murillo, Denner, come usa lui, gestisce il pallone con la suola della scarpa. Siamo ormai verso gli ultimi 2 minuti, la chiusura tentata in uscita da Di Ponto, poi aveva anche provato a calciare verso la porta, avversaria sguarnita ovviamente. Vuole mantenere il possesso di palla. Attenzione che sta accelerando l'azione di pressing, Tiago Grippi, può approfittarne la Lacame, poi c'è questa respinta in avanti, il colpo di testa
da parte di Murillo. Denner largo sulla destra, viene servito da Tiago Grippi, centralmente sempre Murillo. Si fa vedere ora Giappa sulla sinistra, Denner, Murillo. Sono bravi, dobbiamo dire, in fase difensiva i ragazzi di Gianfranco Angelini a non dare spazi, sono sufficientemente larghi per non lasciare spazio lateralmente. E Giappa, manca 1 minuto e 11 secondi, Denner con Murillo, attenzione, Tiago Grippi, e con il puntone trova il gol! Il gol! Il 6-5 con il portiere di Movimento ancora una volta riesce a far male alla squadra avversaria. La formazione di Silvio Rocha, e quindi ora c'è il time out richiesto dalla formazione di Gianfranco Angelini, e quindi ci saranno 62 secondi a disposizione della formazione romana per trovare il gol del pareggio. Questa volta a rincorrere in questa fase finale del match è proprio il quintetto laziale, il team bianco-blu, che quest'oggi veste una maglia bianca e pantaloncini bianchi, e quindi vedremo come costruirà questa ultima parte della gara. Vedremo, probabilmente ci sarà il portiere di Movimento, eccolo qui, Rocha è pronto, assieme ovviamente a Poletto, che è pronto a ricevere il pallone appena gli verrà dato. Gli manca il pallone a Poletto. E c'è un pallone in porta però. C'è un pallone in porta però. Ci siamo permessi di dare indicazioni al crono. 62 secondi al termine della partita, 6-5 il risultato qui al Paladosson, per questi ultimi secondi importanti di questo match della 9ª giornata di campionato. Rocha, circolazione di palla, Poletto scarica male il pallone, però lo riesce a raggiungere comunque Jenson, il numero 8. Lo scambio, parte il cross, attenzione, e il pallone finisce sul soffitto, rimessa laterale. Con Jenson è pronto Rocha a ricevere il pallone, il numero 14. Jenson per ancora il numero 8, Rocha, Poletto, Rocha, Poletto, il pallone che arriva ancora a Jenson, parte il tiro, il gol di Poletto a 10 secondi dal termine, trova il gol del pareggio il Lido di Ostia. 6-6, partita incredibile ancora una volta qui al Paladosson. 12 gol, ben 12 gol andati a commentare in questa partita, 10 secondi dalla fine, e credo che non ci siano altre possibilità che portare a termine questo risultato di parità. Non credo che ci siano grandi possibilità di trovare altri gol, ma ci prova comunque Denner a 5 secondi dal termine. Ultima occasione addirittura per Lido di Ostia, parte il tiro, c'è stata la deviazione sopra la traversa da parte di Pietrangelo, quindi c'è un'ultimissima possibilità da parte del Todis Lido di Ostia. Con questa rimessa parte il tiro e Pietrangelo, c'è stato un fallo, ma intanto arriva il fischio finale. 6-6. Per quello che si è visto dobbiamo dire che c'è stato
una partita tutto sommato equilibrata. Stanno discutendo intanto in maniera amichevole ovviamente i due coach per quello che insomma è stata la vita di questa partita. 6-6 a 10 secondi dal termine, come vi dicevo appunto c'è stato il gol del 6-6 e quindi si conclude qui una partita davvero ancora una volta entusiasmante qui al Pala Dosson, e noi ci risentiamo ovviamente al prossimo match interno della formazione della Came Dossona. A risentirci.